La Regione Veneto con una nota ha segnalato l'opportunità di vedersi assegnati contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di degrado sociale e ambientale e per migliorare il decoro urbano. Gli interventi previsti dal bando riguardano la manutenzione per il riuso e la rimessa in funzione di strutture pubbliche esistenti, la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici destinati a servizi sociali, culturali e attività sportive. Chioggia risponde alle specifiche richieste e all'opportunità di fruire dei finanziamenti messi a disposizione. L'intervento per il quale sono stati richiesti finanziamenti sono la copertura e la chiusura perimetrale dell'Arena Duse, in modo da poterne usufruire durante tutto l'anno. Nella richiesta di finanziamento sono compresi anche gli interventi di manutenzione della struttura esistente, deteriorata dagli agenti atmosferici, oltre che dai numerosi atti vandalici ad opera di individui che hanno potuto accedere alla struttura con facilità, anche per la mancanza della chiusura perimetrale. L'intervento proposto quindi intende riqualificare l'edificio dando la possibilità di usufruirne anche durante la stagione invernale, proponendo inoltre una rigenerazione urbana dell'area. È stato fatto un preventivo sommario di circa 3.953.000 euro, di cui 1.200.000 euro per la copertura e 600.000 per ripristinare ciò che tempo, intemperie e vandali hanno danneggiato. La copertura era già stata definita ammissibile lo scorso anno, ma non finanziabile. Ora sono state stanziate ulteriori risorse che rendono l'intervento finanziabile, intervento che rientra tra i progetti del PNRR e il Comune di Chioggia, soggetto attuatore, deve obbligatoriamente affidare i lavori entro fine luglio di quest'anno e terminarli entro fine marzo del 2026. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.